Non è più procrastinabile la necessità di avere garanzie di certezza riguardo a risorse, organico e tempistica. Questo scrivono le regioni italiane al ministro dell'istruzione Azzolina, chiedendo nella lettera un incontro urgente in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Rientro in classe dunque dopo il lungo stop determinato dall'emergenza Covid, non senza difficoltà e ancora con molte incognite. Intanto il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri ha annunciato che il termine per la consegna di 3 milioni di banchi monoposto negli istituti scolastici è stato prorogato al 12 settembre. Sempre Arcuri ha reso noto che sono a disposizione i 2 milioni di test sierologici rapidi per tutto il personale docente e non docente e che saranno i medici di famiglia e le ASL a somministrarli. Se per le scuole elementari, medie e superiori gli scenari per la ripresa delle lezioni si stanno pian piano delineando, ancora poco chiare le modalità con cui i più piccoli nella fascia 0-6 anni torneranno in classe. Manca un contesto, un contorno, va bene, di riferimento nazionale. Ecco, ci sta lavorando il MIUR in questo momento proprio sulle scuole dell'infanzia e in generale sullo 0-6, quindi anche sugli asili nido, i servizi prima infanzia. Nei prossimi giorni si attendono le linee guida nazionali, mentre domani è in programma un altro importante incontro tra MIUR e parti sociali sul protocollo sanitario. Un conto sono le linee guida per l'infanzia, per la riapertura dei servizi a settembre, linee guida che attendiamo entro il 31 di luglio, al massimo ai primi giorni di agosto. Un conto è il protocollo sanitario, sia per i bambini sia per i dipendenti. Domani ci saranno riunioni importanti al MIUR con i sindacati. Intanto si vedono le conseguenze della sospensione prima e della chiusura poi delle scuole, soprattutto per le realtà più piccole. Alcune di queste a settembre non potranno riprendere le lezioni. 12 scuole paritarie di ogni ordine e grado, di cui 10 sono scuole dell'infanzia, ecco, che ovviamente a settembre non apriranno. Ne attendiamo ancora qualcun'altra, circa 5 o 6 alla volta di fine agosto, come comunicazione appunto all'ufficio scolastico regionale, alla FISMA, eccetera. Non è un bel segnale,